Tavolini dei bar all'esterno tutti pieni, gli interni dei locali invece vuoti, che sia l'effetto Green Pass o complice il caldo a Padova. I primi 2 giorni dall'introduzione del lasciapassare vaccinale sono stati ancora molto soft in termini di controlli. Per la consumazione all'esterno infatti non è necessario esibire il certificato della vaccinazione o l'esito di un tampone. A Padova addirittura un locale, la Librosteria di via Savonarola, ha ricevuto minacce e insulti dai Novax solo per aver avvisato i clienti che per entrare è necessario il Green Pass. Altri ristoranti, come lo storico Antico Brolo, ha scelto invece di chiudere la parte interna del locale e mantenere solo i tavoli all'esterno proprio per non chiedere il Green Pass. Per non essere in difficoltà noi e nei clienti abbiamo preso la decisione di stare aperti fuori, qui che non abbiamo il problema del Green Pass, e di chiudere all'interno. Quindi siamo esenti da questo, chiamiamolo intoppo momentaneo. Con l'autunno e l'inverno si vedrà il da farsi. Non sono contro come principio, però sono contro come viene imposto, ecco. I bar del centro storico si sono attrezzati e hanno scaricato l'app C19 per scansionare il QR code del Green Pass. Alla pasticceria Graziati si entra, ci si siede, il cameriere prima dell'ordinazione controlla il certificato. Ci siamo organizzati con i palmari dei camerieri, quelli che si usano per prendere le prenotazioni. E lì abbiamo scaricato l'applicazione per cui il cameriere va dal cliente, si fa mostrare il Green Pass, lo registra, poi controlla che il documento sia a posto. Un gesto che presto diventerà routine, anche se molti esercenti sono concordi nel dire che questo ennesimo onere poteva essere loro risparmiato. Si controlla ogni persona che viene dentro, che non è un cliente abituale. Ecco, il nostro punto di forza è di avere un buon zoccolo di clientela abituale, quindi controllato una volta ieri. Oggi non era più necessario farlo e quindi si screma via così, però è un banco di prova ancora, diciamo, leggero secondo me.